Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Morto a Messina il vicino di casa, fermato per omicidio, un altro indagato per favoreggiamento, oggi l'incarico per l'autopsia. Palermo forse un conto non saldato al bar, ha fatto scattare la mega rissa di Sferracavallo, finita a colpi di pistola, dimessa dall'ospedale la donna incinta rimasta ferita, i testimoni, la gente piangeva e scappava. Ha ammesso di avere ricevuto mazzette Francesco Cerrito, dirigente dell'Aspe di Palermo, arrestato per corruzione mentre intascava 2.000 euro dal presidente della Samot, Mario Lupo, anche lui fermato. Nel racconto al giudice gli episodi di elargizione di denaro salirebbero a 5. L'ex Fiat di Termini Imerese diventerà polo logistico per trasporti e spedizioni, lo ha confermato la Pelligra Group, consegnata alla Regione una prima bozza delle attività. Catania, cespugli invadono la sede stradale, coprono guardrail e segnaletica dell'asse attrezzato. I residenti, necessario un intervento urgente per ripristinare la sicurezza. Il calcio, il Palermo oggi in campo contro il Venezia, rosanero puntano a riprendersi, il primato in classifica. Inzaghi dice: il nostro pubblico ci darà la forza per la partita perfetta. Bentrovati e purtroppo apriamo il nostro telegiornale con l'ennesima notizia di una morte bianca. Un elettricista di 62 anni è infatti morto mentre stava eseguendo dei lavori in un'azienda della zona artigianale di Larderia Inferiore a Messina. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato travolto da un mezzo meccanico il cui conducente non si sarebbe accorto della sua presenza. Sul posto è intervenuta la polizia. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio colposo. Ma restiamo a Messina perché la procura ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio un vicino di casa del 73enne Mario Molinaro che è stato ritrovato morto. Inizialmente si è pensato appunto a un suicidio, oggi emerge anche un altro indagato per favoreggiamento, ma ci dice tutto Francesco Triolo. Un suicidio inscenato, quello del 73enne Mario Molinaro, trovato senza vita sabato scorso in una delle casette di Fondo Saccà a Messina. Almeno questa è l'ipotesi a cui sono arrivati gli investigatori dopo 2 giorni di indagini e interrogatori. Per la morte dell'uomo c'è un fermato, un vicino di casa, con l'accusa già formalizzata di omicidio, e c'è anche un altro indagato. Per lui c'è l'ipotesi del favoreggiamento. Il 73enne è stato trovato morto a quanto pare con una pompa in gomma avvolta più volte intorno al collo, e i sopralluoghi della polizia scientifica hanno fornito un quadro che alla PM Giorgia Spiri è parso sufficiente per delineare le responsabilità di 2 vicini di casa di Molinaro, entrambi iscritti nel registro degli indagati. Si tratta del 63enne catanese Maurizio Gravagna, l'uomo che nella giornata di sabato è stato sottoposto a un lungo interrogatorio in questura, e un altro indagato, il 76enne catanese Mario Refice, per favoreggiamento, ma per quest'ultimo però non è stato emesso al momento un provvedimento di fermo. Saranno le prossime ore ed ulteriori indagini ed interrogatori a chiarire il movente dell'omicidio, forse un giro di piccoli prestiti tra i residenti, ipotizzano gli inquirenti. Le case di Fondo Saccà, un tempo baraccopoli, da anni vedono un piano di rigenerazione urbana con progetti pilota di recupero per soggetti che hanno avuto problemi con la giustizia o soffrono di disturbi mentali e sono in cura. Ed è stato, andiamo avanti con il prossimo servizio. Ci potrebbe essere un conto non saldato alla base della rissa di Sferracavallo a Palermo, in cui sono stati esplosi dei colpi di pistola. È stata dimessa la donna incinta che era rimasta ferita. Sentiamo Marco Gullà. Il fuggi dopo gli spari, la paura, il panico, Sferracavallo alle porte di Palermo, ancora una volta una festa locale che sfocia in violenza, una rissa nel clou delle celebrazioni per San Cosme e Damiano, protettori della borgata marinara palermitana. Calci, pugni e ancora una volta colpi di pistola, una donna incinta ferita, dimessa nel pomeriggio. Tutto sarebbe nato in un piccolo bar vicino alla chiesa di Sferracavallo per un conto che un gruppetto seduto ai tavoli non avrebbe voluto pagare.
Palermone. Nasce una colluttazione con un dipendente del bar, volano sedie e tavoli, il barista viene colpito al naso con una testata da uno dei membri del gruppo. A quel punto l'uomo avrebbe preso un coltello da cucina che avrebbe brandito per minacciare e cercare di allontanare i ragazzi, ferendone 3 in modo superficiale. Si arriva agli spari, una ragazza incinta viene ferita di striscio e così ancora una volta la violenza sfocia in colpi di pistola. I ragazzi appartenenti al quartiere Zen poi si fronteggiano nuovamente con gli amici del barista alla Marinella, un secondo round in cui vengono esplosi altri colpi di pistola contro la saracinesca di una macelleria. Ho visto negli occhi dei bambini, delle persone, la paura, una cosa che non si può descrivere, cioè, perché capisci bene, io dicevo ma hai visto qualcosa? No, me l'hanno detto. Quell'altro, hai visto qualcosa? No, me l'hanno detto. Anche bambini. Ho visto piangere bambini, adulti, persone, anche mia moglie si è messa a piangere perché aveva paura. Macchie di sangue sull'asfalto, la gente che scappa in preda al panico, scene di ordinaria follia. Ed ha ammesso di avere ricevuto mazzette Francesco Cerrito, dirigente dell'ASP di Palermo, arrestato per corruzione mentre intascava 2.000 euro dal presidente della Samot Mario Lupo, anche lui finito in cella. Lorena Dolci. Ha ammesso di aver ricevuto mazzette Francesco Cerrito, direttore del Dipartimento Sociosanitario dell'ASP di Palermo, arrestato per corruzione venerdì scorso dalla polizia mentre intescava 2.000 euro nascosti in una bomboniera dal presidente della Samot Mario Lupo, anche lui finito in cella. Interrogato dal CIP, che deve convalidare il provvedimento e decidere sull'eventuale applicazione della misura cautelare, Cerrito ha confessato di aver ricevuto il denaro. In cambio avrebbe dato al Lupo informazioni sui controlli che la Samot, Ollus, che si occupa di cure per i malati terminali, avrebbe dovuto subire dall'ASP e avrebbe velocizzato alcune pratiche di rimborso. Le rivelazioni dell'indagato hanno completato un quadro investigativo già in parte ricostruito grazie alle parziali ammissioni di Lupo, che aveva raccontato di aver pagato la tangente che aveva fatto scattare gli arresti. Solo regalini per accelerare i pagamenti, non corruzione, però aveva precisato, ammettendo 5-6 episodi per un totale di 4.000 euro quest'anno. Ma l'accordo corruttivo, secondo i magistrati, sarebbe molto più ampio. Sono preoccupato perché il singolo evento rischia di essere parte di sistemi più ampi, ha detto il presidente della regione Schifani. Ci sono delle norme come la rotazione dei dirigenti che stiamo applicando. Dobbiamo tenere alta la guardia. Sulla nomina del direttore generale dell'ASP di Palermo, ancora vacante, ha aggiunto: stiamo accelerando, procederemo immediatamente. E l'ex Fiat ed ex Bluetech di Termini Imerese diventerà un polo logistico per i trasporti e le spedizioni. Lo ha comunicato la Pelligra Group, che ha consegnato alla Regione una prima bozza delle attività che intende sviluppare nello stabilimento Manlio Viola. C'è il primo accenno di un documento ufficiale, anche se non è ancora un piano industriale da parte della Pelligra Group, per lo sviluppo del polo ex Fiat ed ex Bluetech di Termini Imerese. Il gruppo vincitore della gara presso il Ministero del Made in Italy, entrato in possesso ormai da mesi dello stabilimento, ha finalmente consegnato all'assessore regionale alle attività produttive della Sicilia una relazione illustrativa sullo sviluppo delle attività che intende mettere in campo. Pelligra ha confermato il proprio impegno insieme ai soci entrati in azienda che hanno raggiunto le quote azionarie di maggioranza. L'intenzione è quella di sviluppare un progetto legato alla logistica utilizzando il porto di Termini Imerese e le connessioni con la zona industriale. Il documento è stato presentato durante un incontro nella sala Libero Grassi dell'assessorato. A questo incontro erano presenti i rappresentanti dell'azienda, delle organizzazioni sindacali, del comune di Termini e i commissari straordinari dell'ex Bluetech. Si tratta di un segnale importante per il futuro del sito e per la sua integrazione con le infrastrutture del territorio, commenta l'assessore alle attività produttive di Tamaio. Ora occorre procedere con il piano industriale vero e proprio che il governo nazionale e i commissari hanno chiesto come strumento indispensabile nell'ambito dei controlli previsti. Sarà il tassello decisivo per garantire prospettive di sviluppo e occupazione. Il governo Schifani, continua e conclude Tamaio, continuerà a seguire con attenzione l'iter in corso, in costante dialogo con tutte le parti coinvolte. Ci spostiamo a Catania, l'asse attrezzato, enormi cespugli invadono la sede stradale e coprono la segnaletica, il guardrail. Il presidente del sesto municipio dice serve un intervento urgente per la sicurezza. Tonino De Mana.
Più che una strada sembra una giungla, con la fitta vegetazione che ricopre ogni cosa, guardrail, corsia d'emergenza o segnaletica stradale, e poco importa se alcuni cartelli indicano addirittura un ospedale, nella fattispecie il San Marco a Librino. L'ennesima segnalazione denuncia arriva dall'asse attrezzato di Catania, una delle arterie più importanti che collega il Corso Indipendenza con i quartieri di Librino, San Giorgio, Fossa Creta, l'aeroporto di Fontanarosa e la tangenziale di Catania. Nonostante questo, è una delle strade più trascurate, con il verde incolto che rappresenta un serio pericolo per automobilisti e motociclisti, costretti in alcuni casi a sfiorare la fitta vegetazione che invade la sede stradale. Queste le condizioni all'altezza di Librino Zia Lisa, ma la situazione è identica dalla parte opposta ed esattamente all'uscita per San Giorgio, villaggio Sant'Agata. L'asse attrezzato è una delle porte d'ingresso della città e si presenta come un enorme cespuglio. Perché? Un problema ormai direi atavico che abbiamo più volte sollecitato, è già stato ripulito in passato ma è necessario assolutamente un nuovo intervento. L'intervento è gestito da più enti, ovvero dalla Tite di Nettezza Urbana, dai vigili urbani che devono assolutamente cambiare la viabilità e anche dalla direzione al verde che abbiamo convocato il giorno 16 ottobre proprio per sollecitare gli interventi di scerbamento e potatura sul nostro territorio, tra cui questo. E sull'asse attrezzato c'è un'altra emergenza, la scarsa illuminazione. Sta arrivando la stagione delle piogge, cabine e impianti sono molto vetusti, per cui abbiamo intenzione di convocare qui non solo l'assessorato ma anche la direzione competente per vedere che lavori siano stati fatti proprio per la risoluzione di questo problema in attesa della stagione invernale. Da queste parti, in tema di auto, la sicurezza stradale è davvero un optional. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e torniamo tra poco per mostrarvi le belle immagini e anche la voce di Claudio Baglioni a Lampedusa. Seconda parte di Sicilia 24, un'isola che ha sempre amato, i suoi live lo hanno dimostrato in tanti anni. Claudio Baglioni e Lampedusa, un legame assolutamente inscindibile, tant'è che il cantautore ha scelto proprio l'isola per l'anteprima nazionale del Grand Tour di La Vita è Adesso. Sentiamo Orazio Longo. Nel 1998 io sono arrivato a Lampedusa, un luogo che non conoscevo, e Lampedusa da allora è diventato un luogo elettivo. La vita è adesso e forse non c'è posto più indicato per ricordarlo se non Lampedusa, dove tante volte la vita rinasce, risorge, per quei migranti che ce l'hanno fatta a non morire, a non annegare. È un luogo dove tante ragioni si mischiano, positive e negative, e che diventa centrale per questo motivo, proprio perché qualsiasi viaggio deve avere una polarità. Claudio Baglioni ha debuttato allo Stadio Comunale di Lampedusa con l'anteprima nazionale del suo Grand Tour La Vita è Adesso, a celebrare il 40° anniversario dell'album omonimo che per la prima volta dopo 40 anni porta in scena tutti i brani. Canzoni che hanno avuto un percorso proprio e piano piano questi arrangiamenti si sono formati mentre le suonavamo, le portavamo in giro. E lei mi guardava con sospetto, poi mi 40 anni in cui tanto è cambiato in Italia e nel mondo intero, con immancabili pro e contro. È cambiato un po' il rapporto tra le persone, abbiamo molta più informazione, conoscenza dei fatti, ma probabilmente meno approfondimento e meno capacità culturali per poterle metabolizzare e per poterle capire. Dopo l'anteprima nazionale lampedusana, il Grand Tour debutterà a Venezia il 22 giugno dell'anno prossimo e tornerà in Sicilia a luglio 2026 con date a Siracusa, Agrigento, Taormina e Palermo. E da ieri è online la nuova versione del nostro sito siciliaweb.it, una nuova veste grafica, tanta multimedialità e continua interazione con i contenuti prodotti dalle nostre emittenti televisive. Sentiamo Luca Ciliberti. Nuova veste grafica, più contenuti ed esperienza di navigazione migliorata. Online da 25 anni il sito Sicilia Web si rinnova per offrire una finestra sempre aggiornata sul mondo dell'informazione. Sicilia Web compie 25 anni, una cifra tonda, un compleanno importante, un'era geologica se parliamo in termini web. Cogliamo l'occasione per rinnovare il sito e lo facciamo facendo un passo avanti verso la vocazione unica di quella che è la nostra testata, una testata che produce informazioni in tempo reale, da sempre, da un quarto di secolo.
Nella nuova versione più ricca e multimediale, oltre alle notizie aggiornate in tempo reale, ci sarà più spazio per le produzioni legate alle nostre emittenti Antenna Sicilia e Telecolor. Sicilia Web veicolerà e valorizzerà l'intera produzione televisiva favorendone la fruibilità dei contenuti. TG, live streaming, sport e approfondimenti, eventi speciali e intrattenimento dedicati a un'utenza già forte e numerosa, radicata non solo nel panorama nazionale ma anche tra i siciliani all'estero. Un progetto pensato e realizzato con Flazio, partner tecnologico che ne ha curato lo sviluppo. La nuova versione del sito naturalmente è orientata anche a una maggiore fruibilità attraverso la veicolazione sui social, alla viralità dei contenuti. Troverete anche i servizi del TG spacchettati, per così dire, insomma tutti i prodotti che sono di origine televisiva ma possono essere utilizzati anche attraverso il web nella connotazione che più gli è propria. Rimanete aggiornati dunque cliccando siciliaweb.it per non perdervi nulla di ciò che accade nell'isola. E noi ci fermiamo per un'altra pausa, torniamo con il calcio. Siamo al calcio, stasera al Barbera c'è Palermo-Venezia, alcuni indisponibili per i rosanero, ma Inzaghi è fiducioso, dice faremo la partita perfetta. Marco Gullà. È il big match della sesta giornata di campionato di Serie B. Stasera, che sera al Barbera. Il Palermo nel turno infrasettimanale sfida il Venezia di Stroppa. Una partita da Serie A, o meglio, tra due squadre che vogliono raggiungerla. Rosanero che vengono dal pari del Manuzzi, lagunari tornati in carreggiata dopo il successo interno contro lo Spezia. Ma il Venezia me lo aspetto, insomma sappiamo cos'è Stroppa, come fa a giocare bene le sue squadre, che è un allenatore vincente, gli ha dato mentalità, è una squadra molto forte, però al di là del rispetto che ho per l'avversario è una di quelle partite che qualsiasi giocatore vorrebbe giocare, per noi è un grande esame di maturità, ma mi fido dei miei ragazzi. E servirà appunto la partita perfetta. Torna Diachité, indisponibili Ranocchia e Augello. Gomez non sta bene. Brunori, tenuto inizialmente in panchina contro il Cesena, dovrebbe tornare dall'inizio. Accanto a lui dovrebbe agire Gyasi, davanti spazio a Poyampalo, il grande ex della gara. Giovane potrebbe giocare al posto di Augello. Al Barbera si va verso i 30.000 spettatori. Si inizia alle 20:30. Adesso ripercorriamo quella che è stata la partita del Catania a Cerignola, un pareggio che sicuramente significa un punto e questo resta il dato positivo, ma la prestazione ha deluso. Il servizio di Marco Carli. Il punto in classifica è l'unico lato positivo della partita di Cerignola. Ma a differenza del pareggio con ottima prestazione fornita a Trapani, la partita del Monterisi apre a 1000 discussioni. Dini protagonista assoluto. Niente gioco, una crescita di rendimento solo per circa 15 minuti dopo l'ingresso di Ciccerelli e poi il solito stop fisico con Forte che si ferma. Non voglio essere troppo positivo, troppo ottimista, però ho parlato con il ragazzo, ha chiesto la sostituzione nel momento in cui sentiva che un po' gli si induriva l'adduttore. L'importante è rimanere attaccati lì nelle prime posizioni, non distaccarci e poi nel momento in cui saremo pienamente al completo di giocarci le nostre chance. La cronaca parla di una serie di occasioni per i padroni di casa, anche e soprattutto a causa di errori degli etnei, di una sofferenza che aumenta quando si gioca con squadre che si schierano col 3-5-2 o 5-3-2, sistema utilizzato anche dal Catania in Puglia e provato da tempo come alternativa tattica. Dini salva nella prima frazione, ma soprattutto in avvio di ripresa e nel finale. 3 punti nelle ultime 4. Serve cambiare passo e domenica c'è il Siracusa al Massimino, dovrebbe essere la volta anche di Caturano fra i convocati, con un impiego eventualmente part-time, 20-30 minuti. Speriamo, e questa volta faccio veramente gli scongiuri perché l'altra volta ho detto poi non sono stato un buon profeta, però prossima settimana dovrebbe essere assolutamente disponibile. E questo era il nostro ultimo servizio, questa edizione del telegiornale finisce qui, io vi ricordo il prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle 14, vi lascio adesso alla lettura dei giornali con la rassegna stampa curata da Emanuela Corsi. A tutti una buona giornata.